E l'emergenza Covid ha reso ancora più drammatica la situazione delle famiglie povere. In Sicilia la Regione vara un piano straordinario di assistenza a Catania. La Protezione Civile distribuisce aiuti alimentari. L'inviata Maria Giannetti. Nel piazzale della Protezione Civile a Catania tutto è pronto. I pacchi con generi alimentari e di prima necessità destinati a famiglie in difficoltà si muovono da qui. Pronto? Sì, buongiorno, la Protezione Civile del Comune di Catania. Tra un'oretta circa le manderemo il pacco spesa a casa. Mi può dire soltanto quanti siete in famiglia? Sono io, mia moglie e un bambino di 1 anno e mezzo. E lei che lavoro fa? Niente, disoccupata al massimo, interesse soprattutto per il piccolo. Poi a mia moglie anche che facciamo un po' di pastino con l'olio. Quasi 1000 famiglie sono state già aiutate così, grazie ai fondi raccolti, attraverso un crowdfunding lanciato dallo stesso Comune di Catania, che ha permesso di mettere subito in moto la macchina della solidarietà. E mio padre prende 295 euro di pensione, a me se cambiamo con questo. Siamo 2 bimbi, mia moglie, io e mio padre, siamo 5 in famiglia. Presto arriveranno anche gli aiuti alimentari, con i soldi stanziati dal governo. A questi, in tutta l'isola, si aggiungono quelli della Regione Sicilia. Sono stati erogati già 30 milioni dei 100 annunciati. A Catania le famiglie che avranno diritto agli aiuti riceveranno una tessera prepagata e le domande sono tante, ci dice il sindaco Pogliese, anche da parte di persone improvvisamente cadute in povertà. In Emilia-Romagna ora dalla Regione subito 1.000 euro per ogni operatore sanitario impegnato contro l'epidemia. Dallo